superiori, anche se è molto difficile trovare un equilibrio. Altri? Tipo quell'articolo ho letto su Celio che compra le scritture. Alle 10. A fine anno io ho guadagnato. Brava, ma li porti con due cose, con i voti e facciamo. Scusa? Siamo anche giovani. State qui, guarda, hanno fatto già di Ci sono anche le quando non lavori qualsiasi lavoro poi ti dico solo ma siete amici del paese, faccio conoscere Alessandro.
Partito è riuscito a restare calmo, pacato, in momenti in cui forse sarebbero saltati i nervi a molti di noi. Lui è quello che si è seduto grazie a Lega per parlare del progetto, del grande lavoro che abbiamo fatto tutti insieme sulla rete per arrivare a una proposta di legge seria, non una porcata fatta in una stanzettina chiusi per tagliare fuori i partiti che non si vogliono coalizzare, i partiti piccoli che non si vogliono coalizzare con i partitoni e per dare un premio di maggioranza esagerato a chi raggiunge un 37%, 37,5% la febbre veramente, non siamo alla follia, addirittura per prenderlo in giro lo chiamavano il Toninello. Lui ha fatto questa battaglia studiandosi minutiosamente tutte le reti, andandoli rimpallando con la qualità delle sue parole, della sua conoscenza alle cavolate che diceva quel signore. È con noi Danilo Toninelli. Grazie mille, ciao cittadini onesti, ragazzi siete veramente voi la rivoluzione, questa piazza è completamente piena ed è piena delle nostre idee di cambiamento, grazie ragazzi. Io ho ascoltato tanti degli interventi che sono stati fatti dagli amici e colleghi e posso permettermi di dire che se il governo non ha tenuto in considerazione, in conto le nostre proposte, ad esempio del reddito di cittadinanza e rinunzia portato stamattina o della sovranità monetaria di cui ha parlato Carlo, mi permetto di dire che anche colpa di una legge elettorale incostituzionale qual è il Porcellum, che ha fatto entrare in Parlamento un governo basato su una maggioranza che ha meno voti del Movimento 5 Stelle. Ricordiamoci sempre questo ragazzi, il Movimento 5 Stelle ha preso più voti di tutti gli altri partiti, nonostante ciò ha la metà dei parlamentari del Partito Democratico e governa malissimo su una legge incostituzionale. Questo scambio qua. Io voglio essere ottimista perché lo sono. Siccome non mi ricordo Marco Giustino, assomiglia tantissimo a Marco Giustino, infatti lo so, ma siccome faccio anche tu che assomiglia a una persona che conosco, io però non ricordo il nome, però faccio sempre così uguale, voglio bene lo stesso. Ricorderete un signore, Aldo Giannuli, un esperto di legge elettorale, che ha iniziato tramite il blog nostro nazionale a fare dei video, ha iniziato a spiegare a tutti noi, me compreso che già da qualche mese studiavo la materia, la legge elettorale, 8 consultazioni, 250.000 votazioni, per la prima volta nella storia al mondo signori, non in Italia e in Europa ma al mondo, non 2 o 3 persone, 2 o 3 capi di partito, ma decine di migliaia di cittadini hanno fatto la legge elettorale signori, il Democratellum è la legge elettorale del Movimento 5 Stelle. Ovviamente noi non siamo la maggioranza, ma lo saremo in maggioranza, saremo al governo. Quella legge adesso è ferma, l'abbiamo fatta conoscere a tutti, diventerà la legge elettorale di tutto il paese, di tutti i cittadini quando andremo al governo. Ricordatevi questo, è veramente fondamentale pensare come da una parte ci sia una politica che vuole dei cittadini sudditi ignoranti da manipolare, in modo tale che il voto con delle affermazioni spicce messe in teste in televisione vi carpisce il voto, con una legge schifosa. Dall'altra parte invece ci siamo noi che con una legge partecipata dal basso cosa vuole fare? Vuol far sì che i cittadini non solo facciano la legge elettorale, ma sapete cosa ci permette il Democratellum? Non è solo una legge che abbiamo fatto noi tutti insieme, ma è una bella legge dove tutti noi scegliamo i candidati da mandare a Roma che ci rappresentano, ma non solo, addirittura ci permette a noi cittadini di fatto di richiamare questi signori politici e di prenderli a calci nel culo se loro non mantengono le promesse fatte. Questa è la democrazia che noi vogliamo, o rispetti le promesse o te ne vai. Io mi permetto anche di dirvi anzi che è falso quando vi dicono quei signori della vecchia politica che di legge elettorale o di riforme costituzionali non si mangia.
voi potete tranquillamente rispondergli dicendo che la legge elettorale è l'entrata per il Parlamento, è dalla legge elettorale che si forma la classe dirigente politica e di conseguenza noi abbiamo avuto una legge schifosa chiamata legge porcata dalla stessa persona che l'ha scritta, per Porcellum, che ha messo politici corrotti che hanno pensato i soldi, hanno dato soldi e posti di lavoro ad amici e familiari. Questa è la realtà. Noi vogliamo invece completamente ribaltare la situazione. Di conseguenza con la legge elettorale, anzi la legge elettorale può essere definita come l'anticamera del benessere. Io ho un rappresentante che mi rappresenta bene e che invece di votare ad esempio per aumentare i vitalizi a me stesso politico, cosa faccio? Investo in cultura per i miei figli, investo in istruzione per i miei figli, investo in ambiente per i miei figli. Significa che posso dare futuro ai nostri figli, dare un futuro a questo paese in cui se non ci fosse il Movimento 5 Stelle sembra non avere più futuro. Ma abbiamo fatto anche una cosa in più, difficile, molto difficile. Io, come è appena stato detto, mi sono seduto a quel tavolo, abbiamo fatto la legge e abbiamo deciso di andare a confrontarci con una delegazione del Partito Democratico col Presidente del Consiglio presente. Non c'è un esempio, un precedente al mondo in cui in una diretta streaming si parla di una materia tanto importante. Le altre cose le decidono, come tutti sapete, perché non sapete. È stato difficile, perché arrivavamo davanti, io me lo ricordo sulla mia pelle, di una regione, comprendono tutti i consiglieri di tutte le regioni. I fiumi della politica, da questa parte c'era gente normale, gente per bene, gente di ritenere una persona per bene, che fa ma che voleva fare qualcosa per tutti. Noi siamo andati a quel tavolo con questo spirito, ci hanno chiuso la porta in faccia totalmente. Non significa però ragazzi che non interessa ritrovarsi. Noi ora siamo all'opposizione, faremo di tutto per migliorare le schifezze che fanno gli altri, non bloccandole o migliorandole, ma con un obiettivo chiarissimo. Ma poi il lutto sta sul movimento terra, capito? Cioè sulla 'ndrangheta e sulla manutenzione. Grazie, ciao. Per capire quanto siamo diversi da noi, questi altri. Lui è il sindaco di Mira, Vise Maniero. Salvo Mandarà. Della legge elettorale che è in corso di attuazione fondamentale. Era circa il 14 luglio, io tra 4 giorni alla Camera ho fatto una domanda alla ministra Boschi dicendole che abbiamo letto Ma a birra o vino? Bambini, due bambini.
Io parlo poco, mi senti poco, ma quando parlo non parlo. Due. Li dovete chiamare? Sono Mario Enrico, sei Fabio Alemagna e ti seguo spesso tutte le domande critiche che fai sul Movimento 5 Stelle Campania. Penso che il tuo senso critico sia essenziale per questo movimento, ci aiuta a riflettere tutti, perché alcuni non lo fanno più. Vabbè, l'importante è che lo fai anche tu però, non lo fai soltanto a me. Guarda, io cerco di essere il più critico possibile sulle scelte che vengono attuate. Non è che devi essere critico per forza, insomma, cioè, se sei d'accordo, se non sei d'accordo dillo però. Però se ti esponi tu al comune, siamo tutti due. Devo esporre io, giustamente. Però fai bene, mi fa piacere. Ma non voglio il tifo, voglio gente che si attiva. Guarda, io nello specifico faccio attivismo a Napoli, però non sono di Napoli, sono calabrese. Da quando stai a Napoli? Da 4 anni. Non ti ho mai visto. Capita. Dico attivista a Napoli. No, attivismo sto facendo da 1 anno e mezzo. Da quando non ci sto io praticamente. A posto. Forse tu ti sei reso conto di qualcosa di cui io ancora non mi sono reso conto, non lo so. Comunque, penso che ci servono tante piccole regole che non abbiamo ancora. Ti faccio un esempio, alle regionali giù da me ci sono dei candidati nella lista che il nostro gruppo non supporta, cioè non vuole supportare la campagna elettorale, appunto perché loro comunque si sono candidati rispettando i principi della candidatura del staff nazionale, cioè che è il diktat che arriva dallo staff nazionale, però non è stata fatta una graticola prima della candidatura, quindi sono un sacco di problemi. Certo, nel senso che se si lascia la candidatura aperta fondamentalmente anche a quelli che non sono attivisti, poi non ci sono attivisti che gli fanno la campagna elettorale. No, ma nemmeno tanti attivisti, però se mi lasci libera la candidatura a qualcuno, ti faccio un esempio, uno che dice io con uno statuto mi ci pulisco il culo, oppure una che è la ragazza, che questa qui è una solo apparenza, niente cervello, che è la ragazza di un tale che fino a poco tempo fa... che stiamo registrando, Come partono le querele, quindi attenzione. Attenzione. Non fa nomi, non fa niente, sennò lo dico per te, poi se vuoi far nomi fai nomi. No, praticamente è la ragazza di un tale. No, dopo lo specifico se ti capisci che stiamo parlando e poi ti riparte la querela. Rimane sul generico, cosa è successo? Vedete, questa qui è la ragazza di un tale che fino all'altro giorno è stata comunemente, ha sfruttato l'onda mediatica del movimento e ora si sta sempre in Senato con i senatori PD, eccetera, eccetera. Quindi la può condizionare, la può influenzare come vuole. Se mi va una di queste qui. Se l'avete votata? Io no. Io del nostro meetup non l'abbiamo votata, è da viene dal nostro meetup, però è stata supportata. Appunto perché ci sono sempre, cioè che poi per candidarsi servivano 12-13 voti, non è che ti serviva tantissimo per entrare in lista. Così pochi in Calabria però. Cioè sono entrate persone con 15 voti, 13 voti. Le regole vanno riviste. Comunque, è stato un piacere. Buona serata. Non fai il tifo, mi raccomando, intervieni anche tu. No, io sono intervenuto, visto quanto. Guarda, ci sono delle cose che critico tanto, però cose che io ho delle competenze in cui riesco a dare un parere oggettivo e non cioè ponderato, ti scrivo qual è il mio parere. No, io non mi ci metto più a commentare, ci posso perché sta una giornata. Non ti arrivano 8.000 notifiche, devi disattivare le notifiche. No, basta. Però mi piacerebbe anche capire se magari c'è la possibilità di comunicare con lo staff qui e andare a esporre queste problematiche. Sarebbe bello saperlo, mi pare di no però. Cominciamo ad aspettare che scoppi sta macchina della comunicazione, facciamo il primo passo, che altrimenti non andiamo da nessuna parte. Buono. Buona passeggiata, ciao. Ciao ciao. Ci abbiamo un po' di amici. Sì. Io gli ho detto tutto quello che mi hai detto. Questi tre, se ve lo dice
Sì, è tutta mattina, è la stamattina che scappa. C'è la faccia di Battista. Di Maio! Grande diva! Veni a giù di conta per il greco. Oh, c'è Di Maio, c'è Di Maio! Mamma, guarda che noi siamo a Italia 5 Stelle al Circo Massimo, sto quella che poi 2013-2025 e c'è l'uscita del passo Grace e Tarvisio dove esporteranno 14 miliardi di metri cubi di gas. Quando la televisione dice che in Ucraina ci manca il gas, io da ridere, ma fa male la milza, capito? Da ridere, perché sono cazzate, perché noi abbiamo i giornali di regime, televisione di regime, no? E quindi questi dicono manca il gas, ma quale cazzo di gas fare? Di gas ce n'è talmente tanto che non sappiamo dove metterlo. Questo vogliono fare sto cazzo. Di gas, tu immagina che la Russia smette di darci il gas, l'Algeria, si muore tutti di fame, cioè non bisogno di soldi nostri, capito? Quindi questi dicono allora un pauriscono il fuoco, manca il gas. Il gas è sceso. Oggi ho camminato a strada, ho camminato. Non mi ricordo il nome del paese, però. Potenza. Dove ci siamo visti? Stavamo su in montagna in alto, non mi ricordo come si chiama il paese però, esce in provincia di Salerno. Sì. No? Com'era? Sala Consiglio. Sala Consiglio. Tutto bene? Tutto bene. Sei qua da oggi o? Da stamattina. Andiamo dopo. Faccio un giro. Vai. Ciao. Che è simile alla siamese, ma non è così Ma noi ci sta sì, lo sai come sto pure del quasi. Vediamo un po' dove stanno i quasi 40 rodini. Tutto bene. Vuoi lasciare qualche dichiarazione? Ti voglio bene, è bellissimo, passiamo in rete? No, perché te lo mando subito in rete. Allora, brand 3, 4, 6, 6. Ciao. Sì, ma non ti riesco a dare un nome. Siamo incontrati in occasione dell'evento sulle europee che abbiamo fatto in viaggio insieme da Frigo Per andare a Roma. Qua. Molto bene, stavo leggendo di sfuggita un suo post l'altro giorno inserito, mi ricordo a chi ci dobbiamo rivolgere? Ai sindacati?
una domanda potevamo di fare qua oggi, ma è andata un po' a vuoto, diciamo così. C'era un po' di assemblea lì, ma non c'era lo spazio per un dibattito, quindi... Mi spieghi un attimo se la parola, vogliamo io l'ho parlarne, letto poi dopo. in modo di sfuggita, non ho capito bene il senso della... Vabbè, io la chiamo provocazione. Ci vediamo dopo, stai qua? Sì, io Continuo a fare il mio giro, che sto registrando. Andiamo dopo. Cercavamo dall'altro lato Europa, sta Franco, Iacolare, stanno cavalli, ma da piano il caffè con il A dopo, ciao.